Eccoci pronti per questa nuova edizione del nostro TG, cominciamo dai titoli. Fine anno con tanta neve in Sila, fiocchi anche a Cosenza e Catanzaro, i mezzi spalaneve in azione sulla 107 e sulla 2 del Mediterraneo. Avversari non nemici, così nella telefonata che Iole Santelli ha fatto a Pippo Callipo, segno di distensione per una campagna elettorale all'insegna del fair play, intanto esclusa la lista 10 idee per la Calabria. Para con una scacciacani, filma la bravata e poi posta il video sui social, 2 denunce nel Reggino. Sconfitta amara del Cosenza, Castellammare di Stabia, giunta nei minuti finali, bene il Crotone che incassa altri 3 punti battendo il Trapani. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano il freddo e la neve che hanno caratterizzato la giornata di oggi, copiose le nevicate in Sila, si spera nell'apertura degli impianti, già dal primo dovrebbero funzionare, e poi fiocchi che sono arrivati in Presila fino a Cosenza, alle porte della città, le strade percorribili. Vediamo. Neve copiosa e freddo, ecco l'altopiano silano che accoglie i turisti per la vigilia di Capodanno, strade percorribili e paesaggi da cartolina. Si sta lavorando per l'apertura delle piste da sci sia a Camigliatello che a Lorica. Se nella Sila Grande il manto nevoso è sinonimo di festa, divertimento, vacanze ed era dunque atteso, nella fascia presilana i fiocchi caduti per l'intera giornata hanno provocato qualche rallentamento. Strade deserte e paesi che sul fare della sera somigliano a piccoli presepi. Complici i giorni di vacanza e il forte vento di tramontana, in molti hanno deciso di rimanere in casa. Nessun disagio sulle strade dove dal mattino hanno lavorato i mezzi spazzaneve e spargisale sia sulla statale 107 Silana Crotonese che sulla 2 del Mediterraneo. Capodanno, secondo gli esperti, il freddo e la neve di questi giorni sarà solo un ricordo. La politica adesso, sorteggio questa mattina in Corte d'Appello a Catanzaro per determinare la disposizione dei candidati sulla scheda elettorale. Nell'ordine saranno Carlo Tanzi, Pippo Callipo, Iole Santelli e Francesco Aiello. Intanto è stata esclusa dalla competizione del 26 gennaio la lista 10 idee per la Calabria a causa del mancato collegamento delle liste provinciali con la candidatura a presidente. Intanto Iole Santelli dice avversari non nemici, rivolgendosi al competitor Pippo Callipo, candidato del centro-sinistra, segno di distensione per una campagna elettorale all'insegna del fair play. Vediamo. Dopo la presentazione delle liste entra nel vivo la campagna elettorale in vista del voto del 26 gennaio prossimo per il rinnovo del Consiglio regionale. Manca meno di un mese, ma saranno sicuramente giorni intensi. È il primo atto della candidata del centrodestra Iole Santelli e una telefonata al suo competitor Pippo Callipo, candidato del centrosinistra, per ribadire la necessità di una campagna elettorale corretta. Siamo avversari, non nemici, dice la Santelli, che evidenzia la sua stima nei confronti di Callipo. È una persona che ho sempre rispettato, aggiunge la candidata del centrodestra. Il fatto che sia oggi il mio avversario politico non lo può trasformare in una persona diversa. La corsa dunque inizia con un messaggio di distensione e per la Santelli la contesa politica è da condurre con civiltà e amore per la Calabria, una lezione, sottolinea, che tanto io che il cavaliere Callipo abbiamo l'obbligo di dare. Un passaggio poi Iole Santelli lo riserva ai candidati del centrodestra, tanti giovani, dice, e candidature fortemente competitive. Pippo Callipo ringrazia la Santelli, ma il suo primo messaggio è rivolto agli esclusi delle liste in suo sostegno. Dispiace, scrive, per chi si sente di aver pagato un prezzo troppo alto, ma abbiamo incluso le persone che consideriamo valide e che credono nel nostro progetto.
Callipo si assume la responsabilità della scelta, una scelta libera, sottolinea, nell'interesse dei calabresi. E la campagna elettorale inizia anche con il messaggio dei vescovi calabresi ai candidati. Occorre rifuggire da pratiche deprecabili, scrivono i vescovi in un documento, oltre che illecite, a partire dal voto di scambio sotto ogni forma, esercitando con matura espressione il proprio consenso. Tutto ciò servirà a ricucire i rapporti tra politica e cittadini e arginare la diffusione di fenomeni degenerativi di antipolitica, dannosi per la tenuta e il funzionamento delle istituzioni e l'integrità del tessuto sociale. La Conferenza Episcopale Calabra esorta poi le forze politiche a portare avanti battaglie per la legalità, l'occupazione, la tutela delle fasce deboli e delle famiglie bisognose. Inizia dunque la campagna elettorale, la sfida è a 4 nel prossimo servizio, il tour dei candidati Carlo Tanzi e Francesco Aiello. Vediamo. Prosegue il tour elettorale dei pretendenti alla guida della regione Calabria. Tanzi e Aiello hanno presentato a grandi linee i propri progetti in giro per le province calabresi. Dopo la presentazione delle liste, Tanzi ha parlato di cambiamento e rinnovamento. Noi ci siamo, i calabresi spero che ci siano pure, e se vogliono la libertà, se vogliono costruire un futuro per i loro figli, per i nostri figli, dobbiamo cambiare verso un cambiamento credibile. Nel collegio crotonese ha fatto tappa anche il Movimento 5 Stelle con il motto "Liberi di cambiare". Una campagna elettorale un po' diversa rispetto alle altre per come la vogliamo impostare noi, in cui tenteremo di spersonalizzare il dibattito, i confronti, e invece daremo un canale prioritario alle discussioni sugli argomenti, i temi, i programmi, ma soprattutto cercheremo di individuare soluzioni credibili e fattibili su quelli che sono i temi del declino della regione. Cambia oggi il modo di intercettare i consensi. Ai mezzi tradizionali si sono aggiunti i social, ma la TV resta il media preferito per completezza di linguaggio. Vediamo. Si muove lentamente la macchina elettorale. Certo, siamo nel pieno delle festività di fine anno e tra una fetta di panettone e un bicchiere di spumante non c'è posto per la politica, almeno nell'organizzazione di incontri pubblici. I candidati però non possono stare fermi, hanno l'obbligo di ricercare spazi di visibilità perché la campagna elettorale è strettissima e quindi bisogna fare in fretta. Allora basta dare un'occhiata alle home dei social per impattare con faccioni, slogan e messaggi postati da aspiranti consiglieri che promettono impegno in favore della Calabria. Sarà una campagna elettorale diversa rispetto al passato, perché molte cose sono cambiate, non nei numeri della proposta, più o meno gli stessi della precedente competizione, eccezione fatta per i candidati alla presidenza, passati da 5 a 4, ma nella promozione del progetto politico, che adesso viaggia, è il caso di dire, su frequenze fino a ieri impensabili. E questa è la novità vera, e sarà interessante misurarne l'effetto in termini di consensi intercettati. I like avranno effetto? E le visualizzazioni garantiranno un impatto diverso? L'uso dei nuovi mezzi in politica è davvero così dirompente come qualcuno immagina? Noi crediamo di no, nel senso che un post ben calibrato aiuta, ma per ottenere l'effetto attenzione occorre utilizzare altri mezzi più completi che garantiscono completezza al messaggio, e in questo la televisione è imbattibile. Non lo diciamo noi, ma le indagini di mercato che piazzano la TV sempre al primo posto. Conferenza stampa di fine anno del sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Un anno difficile, ha detto, il 2019, e ha auspicato il 2020 per il completamento delle opere che sono già in avanzato stato dei lavori. Vediamo. Un anno difficile, le parole del sindaco di Cosenza Mario Chiuto nella conferenza stampa di fine anno a Palazzo dei Bruzzi, tracciato il bilancio di un 2019 in cui è stato decretato il dissesto dell'ente. Il primo cittadino racconta ai giornalisti dei problemi legati soprattutto agli ultimi 6 mesi. Tante le criticità, la carenza di risorse umane e soprattutto l'emergenza rifiuti, un problema grave, i mancati conferimenti in discarica, prima bloccati, oggi ripresi. La situazione, ha affermato Chiuto, dovrebbe normalizzarsi nei prossimi giorni. All'ombra del grande albero di Natale nel salone di rappresentanza della Casa Comunale, il sindaco ai cronisti parla anche di quelli che definisce importanti passi in avanti e che riguardano
l'avanzamento dei lavori per il Parco del Benessere, l'ultimo tratto di Corso Mazzini, le piste ciclabili, i lavori di navigabilità dei fiumi. Il tradizionale appuntamento si è chiuso con gli auguri e gli auspici legati al 2020. Priorità, ribadisce Mario Chiuto, il completamento delle opere in corso che renderanno Cosenza all'avanguardia in Europa. Nella città che verrà, il primo cittadino cita anche la metropolitana leggera che cambierà, dice, la mobilità dell'intera area urbana. C'è tanto ancora da lavorare, ma avverte infine il Comune non può farcela da solo, indispensabile, fa sapere, la collaborazione della Regione. La cronaca adesso spara con una scacciacani, filma la bravata, poi la posta sui social, 2 le denunce nel Reggino. Alla fine era una scacciacani, ma la denuncia i carabinieri della compagnia di Bianco e della stazione di Palizzi l'hanno formalizzata e il procedimento è aperto. Un'azione goliardica, lo si è scoperto dopo, ma la paura è stata tanta ieri a Palizzi Marina, dove un uomo in giacca e cravatta ha cominciato a sparare all'impazzata davanti ad un bar del piccolo centro balneare al confine tra la Locri dell'area grecanica. DL, 48 anni, residente nell'Interland milanese, impugnando una pistola a scacciacani ha sparato all'indirizzo di case e macchine parcheggiate. Voleva festeggiare a modo suo, convinto di non fare nulla di male. Il gesto, o le gesta fate voi, sono state riprese da PL, 41 anni, titolare del bar, e postate su Facebook. Il video, diventato virale, è stato subito scorto dai carabinieri. Un conto è festeggiare con petardi legali, altro conto farlo con una pistola, anche se scacciacani, provocando paura e tensione. Alla fine i militari della locale stazione, con il coordinamento della compagnia di Bianco, hanno fatto le opportune ricerche e individuati i responsabili che sono stati denunciati. Saranno sicuramente proposti per l'applicazione di alcune misure di prevenzione. Ancora per la cronaca, 2 incidenti stradali oggi sulla SS 106 nei pressi di Corigliano Rossano. Prima lo scontro tra 2 auto, poi l'impatto che ha coinvolto 3 vetture, 2 i feriti di cui uno grave. Sul posto i sanitari, come vedete dalle nostre immagini, la Polstrada e l'ANAS. Gli incidenti hanno provocato disagi al traffico. Nel prossimo servizio invece il video del salvataggio da parte dei vigili del fuoco di un cane caduto in un burrone nel Catanzarese. Vediamo. Le immagini testimoniano il lavoro quotidiano dei vigili del fuoco, sempre pronti a prestare aiuto a chi si trova in difficoltà, spesso mettendo a rischio la propria vita per salvare persone e anche animali. Come in questo caso, un cane era in pericolo, era ferito dopo essere caduto in un burrone. La zona è quella di Gagliano, nel Catanzarese. I vigili del fuoco anche questa volta non si sono tirati indietro. Il cane, durante una battuta di caccia, è scivolato lungo un costone alto circa 60 metri, finendo nelle vicinanze dell'alveo del fiume Corace, un'area impervia, difficile da raggiungere. Il proprietario ha dato l'allarme, così sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Catanzaro. Con l'ausilio delle unità alpino fluviali, i soccorritori hanno sfidato le correnti del fiume per raggiungere la riva opposta al punto dove si trovava il cane, ferito e spaventato. I soccorritori hanno attraversato il corso d'acqua riuscendo a recuperare il povero animale ed ecco il momento in cui il cagnolino viene portato in salvo. Il cane è stato così affidato alle cure del proprietario, che ha poi provveduto a trasportare il suo amico a 4 zampe presso una struttura veterinaria per le cure del caso. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Sarà l'autopsia disposta dal PM a chiarire le cause della morte di un 85enne ritrovato senza vita nella sua abitazione a Corigliano. Da una prima analisi non è escluso che il decesso sia stato causato da avvelenamento da gas. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti di polizia, l'esalazione di gas sarebbe stata provocata da un'esplosione della bombola. Sono stati vicini ad allertare le forze dell'ordine dopo aver visto del fumo uscire dall'abitazione dell'uomo.
Minacce ai parenti e botte con un palo e un martello. Disposto il divieto di avvicinamento per 2 persone, un 74enne e un 61enne. La misura è stata eseguita dalla polizia di Catanzaro. Non potranno avvicinarsi ad alcuni loro parenti con i quali da tempo avevano divergenze causate da cattivi rapporti di vicinato. I 2 avrebbero messo in atto minacce e molestie varie. La Procura distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto il processo per Pino Scalise di Serrastretta, Luciano Scalise di Catanzaro, Angelo Rotella di Soveria Mannelli e Marco Gallo di Lamezia Terme. Tutti sono stati coinvolti nell'inchiesta Ravensum che ha svelato il contesto criminale in azione nell'Ametino e il cosiddetto gruppo storico della montagna. In particolare gli Scalisi sono accusati di essere i mandanti dell'omicidio dell'avvocato Francesco Pagliuso, il cui autore materiale sarebbe stato Marco Gallo. Lo sport, sconfitta amara del Cosenza, Castellammare di Stabia, giunta nei minuti finali. Vediamo. Non è arrivata l'ultima gioia dell'anno per il Cosenza, un risultato positivo avrebbe chiuso in bellezza il mese di dicembre e un trittico di gare ravvicinate che ha portato 6 punti sui 9 disponibili. I lupi si sono fermati a pochi secondi dal traguardo in una gara da tripla che ha offerto tanta tensione e poche emozioni. Almenti, l'11 del tecnico Braia, con 2 variazioni sul tema rispetto alla gara vinta con l'Empoli, non è riuscito ad andare fino in fondo, eppure l'impressione avuta da quanto si è visto sul sintetico dell'impianto di Castellammare è che i lupi abbiano qualcosa in più delle Vespe, un potenziale che però è rimasto parzialmente inespresso nei 90 minuti. Certo, la terza gara in pochi giorni avrà tolto un po' di brillantezza a Riviera e compagni, ma probabilmente è mancata quella determinazione che avrebbe potuto far sfruttare al meglio alcune ripartenze rimaste delle inutili incompiute. Dei primi 45 minuti non resta altro che il calcio di punizione di Forte, diretto all'angolino smanacciato dal reattivissimo Perina, e 2 scorribande dei rossoblù che con Baez e Dorazio hanno cercato senza successo di servire palle giocabili a Rivière, controllato a vista dai centrali giallo-blu. Nella ripresa il Cosenza ha prima accelerato, mettendo in serie difficoltà la difesa di casa alle prese con traversoni insidiosi anche in questo caso non capitalizzati, per poi pian piano abbassare il baricentro, permettendo alla Juve Stabia di attaccare con maggiore continuità, pur non creando grattacapi a Perina, nonostante la presenza in campo di 3 punte pesanti schierate da Caserta per tentare di vincere la gara. Fino al 90° e al corner ingenuamente concesso dal Cosenza, che ha permesso a Sissé di stoppare, forse con un braccio, e concludere a rete scagliando il pallone sul braccio di Capela. Rigore contestato ma trasformato da Forte per il gol del vantaggio. Nei minuti finali l'assedio disperato dei lupi e le occasioni per il pari sfumate a pochi centimetri dalla porta. Finita male su una ingenuità nostra. Palla a noi, si può rinviare e tutto. Daniele non so che voleva fare, succede, domenica però è successo a Dorazio, oggi succede a Daniele. Sciaudone rompe un po' le palle onestamente, perché pareggiavi sta partita, davi continuità alle 2 vittorie, ti tenevi fuori un po' da certe cose, però la squadra ha lottato, qui non è facile giocare. Era la terza partita, ci mancava un po' di gente, però la squadra è viva, la squadra ha cambiato atteggiamento e è quello che ci deve interessare. Poi ora abbiamo 20 giorni per poter definire ancora meglio questa squadra e bisogna fare le cose per bene tutti e lavorare tranquillamente. Bene invece il Crotone che incassa altri 3 punti battendo il Trapani. Vediamo. Un assedio costante quello del Crotone, che ha inseguito la vittoria dal primo all'ultimo istante, costringendo il Trapani a difendersi strenuamente. Per i siciliani l'impresa è riuscita a metà, visto che hanno chiuso il primo tempo sullo 0-0 grazie allo spirito di sacrificio, le parate di Carnesecchi e un pizzico di fortuna sul palo colpito da Mustacchio. Nella ripresa è servito il primo gol di Junior Messias per sbloccare la gara, colpo di testa del brasiliano su assist di Molina. Il raddoppio l'ha firmato Mazzotta, spedendo in rete di testa il cross di Mustacchio,
L'intervento falloso di Pagliarulo su Molina ha dato l'occasione a Simi di tornare al gol per il 3-0 definitivo. Per il Crotone la crisi è alle spalle e dal terzo posto tutto sembra più positivo. Devo dire che è stata fatta una partita importante, senza praticamente soffrire mai, e quindi bisogna fare i complimenti ai ragazzi per come l'hanno interpretata, non perdendo mai la testa, anche ricercando il gioco, ricercando il gol con pazienza. Peccato averla chiusa soltanto così, ci sono stati degli episodi dove sicuramente potevamo fare meglio, però che dire, era importante vincere, abbiamo vinto, quindi sono 3 punti che sicuramente, anche se avessimo vinto con un gol di scarto, sarebbero stati comunque determinanti e importanti. Averla vinta così dà morale, dà autostima, dà consapevolezza, quindi molto bene. Lo spettacolo ci porta a Castrovilla, rivediamo. Un viaggio nei meravigliosi versi di Pino Daniele che Salvatore Mazzella con la sua A Modo Nostro Band ha coinvolto il pubblico presente attraverso l'amore, la donna, i miserabili, la malinconia ed altri temi cari all'immortale Pino. In piazza del Plebiscito ho sentito il primo concerto di Pino Daniele dove c'erano 200.000 persone. Io stavo praticamente a casa di mia zia, ero piccolino, avevo 10 anni. Mi è arrivata quest'onda sonora, l'ho presa e da allora non ho smesso più. Dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca. Ti sono pazzo, lei vuole essere vivo, ti uscita fuori dalla mia famiglia, ti sono pazzo. Da Napoli a Quando piove, passando per Isoppazzo, sono alcuni dei brani dell'immenso e inestimabile repertorio di Pino Daniele, il più grande poeta, compositore e chitarrista napoletano di tutti i tempi, che vivrà in eterno con la sua arte nel cuore di tutti noi, vivrà nella mente di coloro che lo hanno amato e ne hanno fatto la colonna sonora della propria vita, e l'omaggio di Salvatore Mazzella con A Modo Nostro Band ha interpretato alla perfezione nell'appuntamento di prima fila. Sentire questa voce, diciamo, molto simile a quella di Pino Daniele ci ha fatto rivivere, insomma, atmosfere magiche. Yes, I know my way. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Oggi ancora residue deboli nevicate fino a quote basse. Da domani generale miglioramento ma con clima ancora decisamente freddo. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Gelate al mattino nelle zone interne e clima freddo ovunque. Passiamo a mari e venti. Domani poco mosso o mosso il Tirreno, mosso lo Ionio. Venti ancora dai quadranti settentrionali, deboli o al più moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.